Buongiorno da Leandro Maggi, Rovigo in diretta. Siamo ad Ariano nel Polesine. Tutto è pronto per la partenza di questo carnevalone. Vediamo un sacco di figuranti, ma soprattutto i crossplay. Ragazzi, come va? Tutto bene, tutto bene. Allora, Carichi. tu sei l'uomo della birra dei Simpson, questo qua lo so. Esatto. Tu saresti... Sono Nob Saibot, un personaggio di Mortal Kombat Trilogy. Io che sono anziano non so neanche di cosa stai parlando, e tu? Non l'hai mai conosciuto. Io sono Scorpion, sempre un altro personaggio di Mortal Kombat. Ok, e qua aggiungiamo qualcosa che non sappiamo. Complimenti. Allora seguiamo un pochino, ecco, gli amici della Proloco, guarda che belle, guarda che meraviglia. Claude, Donne Nuvola. Grandine. Tu rappresenti la Grandine? La Grandine però da ricchi, in Swarovski. E tu invece ti rappresenti la primavera. Il sole. Ma perché hanno scelto te come sole e lei come Grandine? È una questione per caso o proprio per carattere? Forse per carattere, ma siamo solari tutte e due, insomma. Lei però... Abbiamo potuto scambiarci. Lei è un pochino di meno. Chi lo sa. Lei è grandinosa. Va bene. Allora, sono pronti per la partenza, ecco gli amici della Proloco. Ciao, dov'è? Dove sono? Ciao, stavo cercando la Presidente, così gli facciamo un paio di domande. Eccola. Aspetta che guardiamo queste meraviglie. Allora, anche tu il sole? Sì? Il sole ce ne sono due. Sì. E invece tu rappresenti la neve. La neve, poi dopo tu rappresenti, cosa rappresenti tu? L'aurora boreale. Può essere. Allora tu rappresenti il vento. Fai vedere come si agita il vento. Ma quanto sono bravi qua ad Ariano. Allora poi ci sono i bambini. Ciao bimbi. Buongiorno. Chi è questa bella signora? Eccoli. E poi con il simbolo dell'Ucraina, i ragazzi di Ariano. Ciao ragazzi, complimenti, ciao. E poi un po' di carri e poi dopo in piazza. Quindi vi aspettano qua ad Ariano. Qua siamo nel backstage, tutto è quasi pronto, quindi fra poco nella piazza importante del municipio ci saranno appunto gli amici del carnevale di Ariano. Aspetta che passo. Devi passare? Quindi deve andare e spostarsi verso di me che facciamo passare. Ma dietro questa nuvola si cela Mara Santarato, presidente. Non parlo neanche della Nanani, però. Allora, aspetta che giro se riesco. Allora, per girare forse è qual è? Un applauso ai bambini della scuola materna, ben arrivati! Allora, spiegaci un pochino, questi qua sono i bambini di Gesù di Ariano nel Polesine. La scuola materna di Ariano nel Polesine che hanno deciso di aderire, come puoi vedere. Guarda che bel mare che sono! Vestiti da pesciolini, da ranocchie, proprio perché il nostro tema principale è il messaggio che volevamo lanciare in questa giornata comunque di carnevale. Salutiamo anche la protezione civile che oggi è con noi. Quindi un tema che è giusto affrontare, far toccare con mano anche i piccoli che forse sono proprio loro i più sensibili. Ho trovato come girarlo. Ecco Mara Santarato, presidente della Proloco da Mo. Quanti anni è che sei? Siamo bellissimi, vero? 2017. Brava, ma Non sangue non mente. io rovino un po' l'immagine, facciamo vedere i ragazzini che girano e quindi sarete qua fino all'imbrunire, fino alle 17, Sì, 18. adesso inizieremo Tocca a voi per prima. una piccola sfilata dal parcheggio fino a Piazza O tocca Garibaldi. prima Poi là si snode e si Jump sviluppa. around. Benissimo, quindi noi suggeriamo alle persone che ci stanno ascoltando e vedendo eccetera di venire ad Ariano nel Polesine, che è tra i primi a fare il carnevale. Sì, noi vi aspettiamo numerosi e con il nostro sorriso come sempre. Tu sai che sono un po' vanitoso, mi piace farmi vedere. Salutiamo Leandro Maggi. Ciao Nanani, e allora che dire, vi aspettiamo qua ad Ariano, fra poco un sacco di cose, attrazioni non solo, e poi seguiremo altri carnevali, quello di Cavarze, quello di Taglio di Po, eccetera. Una varietà di scelta. Grazie Mara, ciao a Grazie, tutti. grazie a voi, ciao Randa. E ben arrivati al nostro clima di carnevale con cui abbiamo voluto sensibilizzare con il sorriso sul tema.